Siamo arrivati ormai alla conclusione di questo tour in cui abbiamo illustrato veramente questa serata benefica, 10 piatti, 10 chef, 10 vini e siamo con penso il decimo, adesso non li ho contati, e siamo ovviamente arrivati in qualche modo al dolce. Siamo in compagnia di Giorgia Polegato di Astoria Vini e oggi presentiamo il nostro passito di Refrontolo di OCG. Allora, com'è questo passito di Refrontolo? Perché Refrontolo è anche una località nota perché ha delle caratteristiche ambientali particolari molto interessanti, Certo. e voi lì avete il vostro passito. Certo, noi siamo una delle poche aziende che fa un refrontolo passito di OCG e quest'anno l'abbiamo presentato con un appassimento naturale, cioè con 5.500 kg di uve marzemino abbiamo ottenuto circa 30-40 ettolitri, quindi una concentrazione assoluta, un elisir eccezionale da accompagnare, un nettare da accompagnare con una crostata di frutta ma anche con un buon formaggio piccante. Dai, prendiamo in mano una bottiglia che Sì, così sì. anche a favore della nostra telecamera la facciamo vedere. È molto elegante, Perché molto questa fine. azienda Astoria ci regala veramente novità, E non è solo abbinamenti. prosecco, chiaramente. Esatto, Facciamo beh, anche uno vini pensa bianchi esatto, e solamente vini al rossi. prosecco, che naturalmente è un grande vino importantissimo, ma voi in realtà non vi siete fermati lì, ma vi piace comunque indagare il territorio e ricavare, come in questo caso, veramente un'eccellenza tra le Certo. eccellenze. L'importante è sempre quello di partire dalla propria materia prima per arrivare a spumante finito e a un prodotto che sia di qualità, mantenendo la nostra territorialità, che per noi è fondamentale, quindi è un certo valore aggiunto. Bene, ti ringraziamo veramente di Grazie questo a lei. prodotto che ci hai portato questa sera e continuiamo il nostro tour. Grazie. Grazie ancora, Buonasera. ciao.